E allora accogliamo la seconda ospite di questa mattina. Si tratta di Dora Lo Giudice dell'area legislativa del Consiglio regionale. Buongiorno a lei. Buongiorno. Lei ha coorganizzato perlomeno un evento che questa settimana, a partire da oggi, porterà in regione autorità locali della costa della Libia. Di cosa si tratta per la precisione questo progetto e perché è importante? L'iniziativa si chiama Iniziativa di Nicosia, deve il suo nome al fatto che è stata inaugurata per la prima volta a Nicosia, Cipro. È un'iniziativa del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, di cui il Presidente del Consiglio regionale, Franco Jacob, è componente. E in questo senso l'iniziativa approda nella regione Friuli-Venezia Giulia, che è prima fra le regioni italiane ad occuparsi del tema. Si tratta di avviare un percorso di formazione nella cooperazione nel settore della pesca. I sindaci libici sono interessati, in quanto autorità locali, a ricostruire il territorio dal basso e per questo si sono rivolti ai loro interlocutori, che sono le autorità regionali presenti nel Comitato delle Regioni. Si tratta quindi di avviare un percorso di formazione di giovani libici per creare occupazione nel settore della pesca, per rilanciare le attività commerciali del territorio libico e non secondariamente per mettere in sicurezza le coste, così da prevenire per quanto possibile flussi migratori. Proprio per questa ragione questa iniziativa è importante anche per il nostro territorio. La cosa importante è anche che si registra la presenza delle città di Tripoli, Tobruk, Bengasi e Sirte. Quindi si tratta di 4 città che al momento fanno capo a governi differenti, tra loro non sempre diciamo in armonia, ma che giungono nella nostra regione per cooperare assieme ai fini appunto dello sviluppo del territorio libico. Questo è molto importante perché la Libia oggi non è un paese unito, anzi è un paese in guerra civile, quindi ci sono diverse fazioni che di fatto si incontreranno, quindi c'è anche una valenza diplomatica oltre che economica. Infatti è molto importante dal punto di vista diplomatico, ma è interessante anche dal punto di vista economico, perché la Libia al momento costituisce un serbatoio di opportunità per la regione Friuli-Venezia Giulia in particolare e naturalmente anche per il territorio italiano, dal momento che il golfo di Sirte è uno tra i golfi più pescosi del Mediterraneo e quindi offre una grande quantità di pescato alle nostre aziende che si occupano appunto di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. Sostenere la pesca è importante perché negli ultimi anni molti pescatori hanno venduto proprio le proprie barche ai trafficanti di uomini. Infatti questo è proprio al fine di recuperare anche l'economia perché diciamo, sviluppando attività commerciali fiorenti nelle coste è possibile quindi mettere anche in sicurezza le coste e soprattutto sottrarre i giovani dai percorsi della criminalità. Vero è che è importante anche per la nostra regione perché si tratta di attivare importanti collegamenti economici e commerciali, naturalmente per quanto riguarda il settore della pesca, ma va da sé che questo porta anche allo sviluppo di altre attività. Si pensi ad esempio alla cantieristica, per cui la nostra regione è un'eccellenza, come anche per l'infrastrutturazione. Quindi in realtà sono diverse le opportunità che si offrono alle aziende del territorio regionale, per questo che il Consiglio assieme alla Giunta ha voluto fortemente l'iniziativa in regione. Bene, la ringraziamo e facciamo in bocca al lupo per queste giornate. Dunque ringraziamo Dora Lo Giudice dell'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale. Grazie. Andiamo avanti con il nostro programma e continuiamo a parlare di sport.